Not too many just sit way over there. And songs they get louder, each one better than before. And you're singing the song. È più bella questi seri non sono rispugliato. Mi devo pizzare. Siamo qui al Teatro Roma Portici per questo grande debutto, questa grande sceneggiata Ciao papà, con la piccola Fortuna, diamo affettuosamente. Però loro sono il perno principale di dietro le quinte, perché se tutti questi mostri li vedi così belle... Io sono bella anche così, guarda. Bella anche senza... quelle che animano, giustamente per non essere quella cosa troppo pesante, vuol dire che mandano anche meno emozionati a voi. È l'autrice di questa sceneggiata, colei che scrive il copione, quella che sta sempre dietro le quinte. Lo specchio che è piccolo sono io. No, è lunga, è lei che è lunga. Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up. Ciao papà! Eccolo il papà, lui è proprio il vero papà. Eccolo qua il papà. Ciao, sono Caradonna. E per chi non mi conosce è di fatto. Ma speriamo bene. Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Con i seguenti attori in ordine alfabetico: Emiliana Cantone, Lidia De Maio, Diana Foria, Mario Guida, Salvatore Montagna, Toni Palmentieri, Alfonso Abate Junior e con la partecipazione straordinaria di Alfonsino Abate. Musiche del maestro Rino Abate, scene e impianto Teatro Roma. Assistente di scena Anna Di Pascale, direzione artistica Alfonsino Abate. Poi andare a mangiare la piacai senza mucare. Dite che una deve schiarare, scusa. Sono venuto calmo. Che tu sei troppo buono, sì. Mamma mia che la mamma partire, che la tu. A me la mamma non mi morta e non mi è mai morta. Ma sono papà. Tuo papà, capisci? E tengo dritte! Ma che diritto di? A Parigi dove aveva vissuto la infanzia, successivamente è stato trasferito a Lisbona, dove ha seguito di tutti i giornali. Sì, mi avete chiamata. Ma come conoscete il mio nome? È tutta la verità. Fortunato. Fortunato devi sapere che io sono pazzito. Tu non si dici. Si Papà come per me è cresciuto con mio padre, siamo venuti io
collega Enzo Caradonna, tutti quanti, Valentina Stella, perché merita. Prima stavamo parlando proprio di questo, proprio di Alfonsino Abbate. È vecchio veterano, come papà, come i grandi, come Gallo, tutta questa gente, Mario Davici, che hanno fatto grandi teatri. È giusto venire a vedere, è giusto che lottiamo ancora per questa sceneggiata, anzi, viva chi fa la sceneggiata e la fa bene. Scusami Francesco, nel Teatro 2000 si facevano le sceneggiate, oggi siamo nel 2000. Guarda, la sceneggiata anche il 4000, se si fa bene si fa, perché la sceneggiata, diceva mio padre, diceva, non muore mai. Certamente bisogna lavorare, ci sono degli attori che fanno questo lavoro, non all'improvviso che sono un attore si studia e poi si fa la sceneggiata è un'arte, perciò chi fa la sceneggiata bisogna sapere che devono essere tutti attori validissimi. Con il nostro permesso, il nostro papà. Papà sicuramente, papà da lassù ci guarda sempre. Ti ringrazio sia a Telehacker sia a TVR che io non esco mai in queste televisioni, ma faccio uno strappo alla regola perché sono qui per voi, perché per Alfonsino ci tengo molto e mando un bacio a tutti i telespettatori. Sempre con il tuo permesso devo porgere i saluti di Savio Cavalli. Ricambio a Savio e a tutti quanti e tutte le Alfonso Gemito. Ringrazio veramente tutte le persone che mi amano e mi seguono e quest'anno seguite molto in tour, che sarò in tutte le piazze. Ti ringrazio Francesco. Grazie a voi, grazie. Il nuovo e il vecchio, ma se questo è il nuovo c'è tanto di buono nel nuovo. Il vecchio, se parliamo dei grandi tipo il papà di Francesco, che insomma è stato uno che ha portato la sceneggiata nel mondo, penso che non troviamo nessun... Che non si vedono da anni e gli abbiamo fatto la sorpresa a Alfonsino. Facciamo entrare l'omaggio floreale perché ci sono... Ha preso un grande uomo che lui veramente amava molto mio padre. Alfonsino, vedete, riesce a costruire una compagnia veramente eccezionale, che veramente stasera mi sono divertito e la sceneggiata vince ancora, e questo dobbiamo applaudire sempre alla sceneggiata. Nicolina non la conoscevo, devo dire la verità, peccato che papà non ci sta più, perché sennò quando sceneggiava non facevo un papà. Mario Guida e sua moglie, facciamo un grosso applauso. Non mi fate commuovere, dai, ci stiamo divertendo adesso. Io vorrei dire 10 e lode a tutti quanti. Applausi.